24 ore su 24, le notizie corrono più veloci sul web. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronaca di Verona.com. Le caratteristiche che dovrebbe avere l'agenzia che potrebbe subentrare ad Equitalia a livello regionale, convenzionalmente già definita Equiveneto, dovrebbe consentire la riduzione dell'agio, l'eliminazione delle cartelle pazze, più cortesia e molta semplificazione. Sono i tratti che il presidente della regione Veneto, Luca Zaia, ha delineato a margine di un incontro sull'ipotesi di trasferimento su base regionale delle funzioni esattoriali. Noi il disegno di legge ce l'abbiamo pronto da mesi, forse 6 o 7 mesi. Abbiamo atteso e stiamo attendendo perché non ci piace una cosa: diventare i gabellieri di Roma, coloro che vanno a pretendere i pagamenti da parte di Roma, non ci piace. Ci piace invece pensare che i conti si pagano, ma con le regole che stabilisce il Veneto. L'inizio del 2012 acuisce anche in Veneto le grandi difficoltà che già nel 2011 hanno minato le fondamenta di aziende artigiane e PMI. Con l'occupazione che stenta a ripartire, la nuova stretta creditizia imposta dalle banche, le enormi ritardi nei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e i parametri penalizzanti di Basilea 3, le imprese non solo hanno abbandonato la pista degli investimenti, ma hanno anche diminuito in modo consistente la richiesta di credito, segno di una sfiducia quasi totale nella possibilità di gestire il presente, al di là della tanto attesa ripresa economica. In un simile scenario, anche nel corso del primo trimestre 2012, Confidi Veneziano, una delle strutture di garanzia del credito più importanti in Veneto, con oltre 8.000 aziende associate, ha scelto di offrire un sostegno forte alle aziende, confermandosi tra le realtà più dinamiche nella regione e in grado di mantenere performance qualitativamente soddisfacenti. Nuovo impianto idrovoro per l'espulsione delle acque è stato inaugurato oggi a Noventa Padovana. L'idrovora noventana, fornita di 2 pompe della portata totale di 1700 litri al secondo, garantisce un notevole miglioramento della gestione idraulica del territorio tra il fiume Brenta e il canale Piovego, un'area che comprende i comuni di Noventa Padovana, Vigonza e Padova. Obiettivo principale è quello di contenere i carichi inquinanti generati dal bacino scolare che precedentemente venivano scaricati in laguna senza controllo. Per il defluire delle acque superficiali, delle acque minori, quelle dei fossati, insomma questo sia veramente la soluzione ad ogni male. Tra l'altro ci troviamo in una zona, la confluenza tra il Brenta e il canale Piovego, quindi è significativo perché potrebbe diventare, se l'acqua non defluisce, un vero e proprio invaso, quindi i nostri cittadini erano preoccupati. Il progetto va avanti da parecchi anni grazie al finanziamento della Regione Veneto e la realizzazione del consorzio di bonifica, che ringraziamo. Adesso tagliamo il nastro e aspettiamo di metterla in funzione, ma senza che questo voglia dire che ci sono grosse necessità, nel senso che sono venute grosse quantità d'acqua. L'impianto idrovoro sarà potenziato con l'installazione di altre 2 pompe, un intervento che sarà possibile grazie ai fondi per il disinquinamento della laguna di Venezia messi a disposizione dal Consiglio regionale del Veneto. In Basilica Palladiana arriva il Museo del Gioiello. Lo gestirà Fiera di Vicenza, in uno spazio di oltre 400 metri quadrati che si snoderà tra i locali dell'ex Lamec e il piano ammezzato del monumento. Il nuovo museo sarà accessibile anche dallo scalone principale della Basilica e sarà utilizzato da Fiera di Vicenza per tutte le attività espositive, culturali e promozionali connesse con la sua attività e le sue manifestazioni. Oltre alle mostre, infatti, Fiera di Vicenza potrà utilizzare gli spazi per eventi di gale istituzionali, anche in orari serali, contribuendo ad arricchire il prestigio e la vitalità del monumento restaurato. Questa iniziativa, ha dichiarato il sindaco di Vicenza Achille Variati, conferma lo stretto rapporto tra la città e la sua fiera. Se il malcontento della gente causato dalla crisi cerca ripetutamente una più rapida soluzione in un sistema governativo finanziario atto a porre fine alla crisi che stiamo vivendo, si percepisce un clima di tensione e paura per quanto riguarda gli attentati compiuti alle diverse sedi di Equitalia. Atti terroristici che non trovano comunque una giustificazione. Questa l'opinione delle persone. Equitalia è semplicemente il braccio esecutivo delle disposizioni dello Stato.
In più il fatto che la gente adesso attacchi Equitalia significa che in passato lo Stato è stato troppo corrivo nella gestione delle tasse. Adesso che finalmente è efficace e comincia a far pagare anche coloro che non hanno mai pagato in passato, si crea un ribellismo. La paura è evidente, basta guardare i muri della città che sono completamente imbrattati da scritte di centri sociali, di ribelli di tutti i generi. Lo Stato dovrebbe ridurre gli interessi che fa pagare Equitalia ed essere Equitalia più logica nell'analizzare i problemi della gente, se no non si manda solo la cartella, si fa attenzione a chi si manda. C'è gente che se la merita, anzi doppia, c'è gente invece che meriterebbe essere guardato il problema. Gli atti violenti non sono mai giustificati, vanno interpretati nella maniera in cui c'è molta tensione sociale per questa situazione economica internazionale pesante. Credo che sia una reazione proprio alla paura, all'esasperazione. Non condivido assolutamente questi atti di violenza e via, però mai come adesso la gente è impaurita. Assopopolare scontro con Moody's. Nonostante in 3 anni 1 milione di clienti in più, la società di rating americana continua a declassare le nostre banche impegnate a sostenere le famiglie e le imprese. Tutti in particolare su industria e finanza. Ore su 24, le notizie corrono più veloci sul web. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronaca di Verona.com.